Una giornata interamente dedicata al ciclismo giovanile, quella organizzata dalla USD Monte Carlo a San Giuseppe nel tradizionale circuito che vede in scena gli atleti delle categorie esordienti primo e secondo anno e gli atleti delle categorie allievi. Giornata in ricordo di Ugo Silla, infatti le prove sono valide come Memorial Ugo Silla giunto alla quinta edizione. La prima prova che andremo a seguire sarà quella riservata alla categoria esordienti del primo anno, un parterre d'eccezione alla via di questa gara, un vero e proprio banco di prova per i migliori atleti della categoria esordienti primo anno. In programma 21 km attraverso il circuito da ripetere sostanzialmente per 4 volte. Gli atleti si stanno schierando in griglia, questi ragazzi facenti parte della categoria esordienti del primo anno hanno un'età o andranno a compiere nella stagione 2015 13 anni di età. Vi ricordo la prova è valida quindi come quinto Memorial Ugo Silla e come nono trofeo System Data. 44esima edizione del circuito di San Giuseppe a Monte Carlo di Lucca, organizzazione affidata all'Unione Sportiva Monte Carlo che allestisce questa giornata di ciclismo, gruppo che viaggia compatto in queste prime fasi di corsa, e la Monte Carlo ha grandi aspettative per l'ultima prova, quella riservata alla categoria allievi. Andremo comunque a seguirle tutte in questa nostra sintesi. Ancora il gruppo che viaggia compatto, gli atleti stanno percorrendo il secondo dei 4 giri in programma in questa prova riservata alla categoria esordienti del primo anno, una circuito che impareremo poi a conoscere, ma che gli appassionati conoscono molto bene, e presenta anche un piccolo tratto in salita, quello che porta verso il traguardo. Le immagini si riferiscono proprio a questo tratto, vedete infatti come ci sia questo bello allungo di Lorenzo Peschi che prova ad evadere dal gruppo in questo tratto in salita. Le maglie della ciclistica cecina però provano subito a rintuzzare in questo frangente. Noi stiamo per vivere quindi le fasi conclusive della prova riservata alla categoria esordienti del primo anno. Il pubblico, quello delle grandi occasioni, come si addice ad una manifestazione come questa che in una sola giornata raggruppa 3 delle categorie più belle del ciclismo giovanile, la categoria esordienti primo e secondo anno e la categoria allievi. Nella finale segnaliamo l'attacco quindi di Lorenzo Peschi della ciclistica San Miniato Santa Croce sull'Arno. Cerca di resistere alla sua ruota Flavio Santucci, ma proprio nell'ultimo tratto in salita, il tratto più impegnativo verso il traguardo, Santucci molla le ruote di Peschi e quindi Peschi continua la propria marcia da solo. Ormai 200 metri dalla conclusione per l'atleta della ciclistica San Miniato Santa Croce sull'Arno che sta per fare ingresso nel rettilineo finale. Eccolo inquadrato dalla nostra telecamera sul traguardo. Lorenzo Peschi, ciclistica San Miniato, va a vincere, un bel successo per lui, la seconda posizione per Flavio Santucci che riesce a mantenere il vantaggio nei confronti del gruppo che viene regolato in volata da Samuele Ulivi del pedale Pietrasantino davanti a Mirko Favetti, Alessandro Fruzzetti, quindi Tommaso Dati, Gabriele Arzilli, Alessio Bartalucci, Denis Budei e Michele Polese. Questo l'ordine di arrivo per quanto riguarda il quinto Memorial Ugo Silla, nono trofeo System Data per quanto riguarda quindi la categoria esordienti del primo anno, e questo è il rallenti dalla seconda telecamera posta sul traguardo dell'esultanza di Lorenzo Peschi che conquista il successo in questa manifestazione, ed il podio con Lorenzo Peschi, Flavio Santucci e Samuele Ulivi. Stretta di mano tra i grandi protagonisti, per Ulivi anche la maglia di campione provinciale per quanto riguarda il comitato di Lucca. Lorenzo Peschi, una vittoria bellissima. Sì, una vittoria bellissima, partita da uno scatto del mio compagno di Tommaso, poi io ho provato a contrattaccare e siamo andati via in 2, io e Santucci. E a 300 metri dall'arrivo sono partito e sono arrivato fino alla fine. Una dedica? Voglio ringraziare tutta la squadra che dietro ha fatto un lavoro immenso, la mia famiglia, mia nonna e tutti quelli che mi hanno supportato fino alle prime pedate. Flavio Santucci un secondo posto con un po' di amaro in bocca, ma quest'oggi Peschi era davvero fortissimo. È andato veramente forte, sull'ultimo mi ha un po' staccato e sono arrivato secondo.
ringrazio il mio compagno di squadra Gregorio Butterioni, la dedico a mio padre e all'allenatore. Proviamo a vincere domenica prossima in casa? Forse sì. Samuele Olivi, un terzo posto che vale la maglia di campione provinciale, una gran bella soddisfazione. Sì, una bella soddisfazione averla vinta dell'esordienti primo anno. Il tuo bilancio della stagione fino a questo punto com'è? Bello. Per me è stata la mia seconda corsa perché nella prima ho forato la ruota e è stata una bella soddisfazione aver vinto oggi il campionato provinciale.